La strada per la salvezza sarà lunga ed impervia, questo il Futsal Isola lo sa. Al Pala Tuliv giunge oggi un Imola calcio a 5 lanciata alla conquista dei playoff della massima serie. Ricordare l'acuto con la Luparense, replicare l'impeto contro i romagnoli, questa è la missione degli uomini di Angelini. Buonasera e benvenuti alla 15ª di Serie A. Calcio a 5 Fanner ha il privilegio di introdurvi a Futsal Isola contro Imola calcio a 5. La lettura dello speaker a proposito delle liste di convocati che andiamo quindi ad elencare anche noi partendo dagli ospiti dell'Imola al calcio a 5 che schierano il numero 1 Lorenzo Battaglia in porta, con il 2 Hilton da Costa, con il 3 Davide Magliocca Lesce e il numero 4 napoletano, il 5-6 Jelavic, 7 Revert Cortés, 8 Marzio Borges, 9 Castagna, 10 Vignoli, 11 Rodriguez, 12 Rissato Junior, naturalmente agli ordini di mister Vanni Pedrini. Rispondono invece alla chiamata convocazione di Gianfranco Ciccio Angelini, il numero 5 Ventasti, 8 Gustavo Arrivas, il capitano, 9 Martin Diaz, 11 Zoppo, 12 Cerulli, con la 17 Felipe Arteiro, Pilloni è il 18, Marceligno il 19, 21 Mazzuca, Leofreddi il 23, 29 Casas Rodriguez, col 30 Rodrigo Emer. Il Futsal Isola giunge a questa 15ª giornata, quarta di ritorno, 11ª, con una vittoria, 3 pareggi e 10 sconfitte sul rollino di marcia, totalmente invischiata nella lotta per non retrocedere insieme a Lazio Calcio a 5 e Came Dawson. Quindi la squadra oggi padrona di casa, con i saluti e di rito a bordo campo da parte delle due squadre. Andiamo ad introdurre quindi anche la situazione di classifica dell'Imola Calcio a 5 che giunge qui sesta con 7 lunghezze di vantaggio sulle Real Rieti, squadra più prossima per quanto riguarda il novero di quelle che potranno accedere ai playoff di fine anno della Serie A, con 7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte all'andata. In quel di Imola fu 6-4 per i padroni di casa, fu introdotto come uno scontro diretto tra matricole, quello del Pala Calvina. Sono tutte e due esordienti in Serie A, il Futsal Isola ci vuole rimanere a tutti i costi, l'Imola vuole mettere il punto esclamativo accedendo ai playoff. Sarà una grandissima gara, ne siamo certi. Il calcio d'inizio lo daranno gli ospiti. Calcio d'inizio, quindi è iniziata Futsal Isola contro Imola, calcio a 5, manovrano il primo pallone gli ospiti, subito prime indicazioni da fuori per contrarre l'azione appunto dei ragazzi di Vanni Pedrini. Tentano dalla banda sinistra, poi vanno qui a destra dove Capitani Corvignoli va a scivolare al momento del contatto con la sfera, fallo laterale già battuto. C'è Marceligno dalla banda destra e gioca da quest'altra parte, provano ad andare dentro con la palla adesso a destra, il primo tiro che viene scagliato, non c'è deviazione secondo il direttore di gara, sarà rimessa dal fondo semplice. Prova a muovere velocemente la sfera, la squadra è padrona di casa, ma naturalmente sono, come è normale che sia, attentissimi quelli dell'Imola, che godono di una gran difesa, almeno per quanto riguarda le statistiche che li accompagnano a questa sfida. Provano ad entrare per la prima volta in area di rigore, c'è la buona opposizione però di Rodrigo Emer, solo calcio d'angolo. Andrà a battere Igor Vignoli. C'è Rodriguez al confine dell'area di rigore, Vignoli naturalmente però batte indietro per Hilton da Costa. Di nuovo qui a destra, Marzio Borges, torna dal capitano. Lancio lungo direttamente del portiere, spizzato il pallone di testa, quindi Marzio Borges. Poi veloce l'azione e cambia di nuovo fronte. La porta ma non subisce fallo, Marzio Borges lamenta una trattenuta di Marceligno, l'arbitro era vicinissimo e comanda solo la ripresa del gioco con un fallo laterale per il Futsal Isola quando sono passati 1 minuto e 7 secondi sul cronometro del direttore di gara nella 15ª di Serie A, ancora 0-0 tra Futsal Isola e Imola Calcio a 5. Marceligno, prima invettiva anche per Marceligno, l'intervento molto deciso in scivolata da parte di Fabio Rodriguez. L'arbitro comanda un meno enfasi, meno foga nei prossimi interventi.
battuto Mentasti fuori un sinistro, rasoterra ma è deviato, rimane in pressione Mentasti che va a mettere in difficoltà scusate, Hilton da Costa. Fallo laterale, funziona per ora la pressione del Futsal Isola. La gara naturalmente è lunghissima e sono tante le soluzioni che possono essere studiate e messe in atto sia da Angelini che da Pedrini. Da un momento all'altro, lunghe panchine oggi qui Marcelino perde il contrasto di suola e si torna dietro da Leofreddi. Studia il posizionamento dei compagni, poi va a destra appoggiandosi ancora a Marcelino. Pregevole il tacco, il tiro cross attraversa poi tutta l'area di rigore. Era stato Rodrigo Emer a tentare, nessuno a chiudere sul secondo palo per quanto riguarda i suoi colori. In porta ha iniziato Rissato Junior per l'Imola Calcio a 5 che qui trova un buon varco, si era aperto sulla banda sinistra, non raccoglie l'assist di ritorno Igor Vignoli. Felipe Arteiro, Marceligno, bene Marceligno contro due uomini, va un po' a chiudersi la strada da solo, sarà nuova rimessa dal fondo. L'opera Rissato Junior facendo correre un compagno che non ci pensa due volte, si trattava di Marzio Borges, ha già rimesso Leofreddi, a apprezzare sono adesso quelli di Pedrini. Non va in difficoltà Mentasti, poi un intervento col braccio, ci pensa su un attimo l'arbitro, poi fischia fallo contro il Futsal Isola che arriva a questa gara con tre importanti giocatori fuori, trattasi di Scola, Mazzucca ed Espindola. Mentre al completo l'Imola Calcio a 5, almeno da quanto siamo riusciti a dedurre dal comunicato ufficiale della società, è tornato anche Borges dalla squalifica, il Rever Cortés torna invece dopo essere stato ospitato a Venezia presso un evento direttamente commissionato dalla divisione Calcio a 5. Hilton da Costa si mette in proprio ma sbaglia, stessa cosa, fa il suo avversario Rodrigo Emer, allora rimessa laterale, già battuta, anzi no, c'è da rettificare. Hilton da Costa, Marcio Borges, aggredito da dietro, con troppo fisico secondo l'arbitro, fallo e fischiato qui a Felipe Arteiro. Nell'ultima gara entrambe le formazioni hanno perso con un distacco di 4 reti, ha ceduto alla capolista 6-2, una sconfitta per il Futsal Isola contro il Pescara. Imola Calcio a 5 che ha perso tra le polemiche in casa 4-0 contro l'Acqua e Sapone. Entrambe le squadre viaggiavano più in alto rispetto alle odierne protagoniste negli incontri dell'ultima settimana. Igor Vignoli, anzi Marzio Borges, no! È la rete che gela subito il Palatulib, ha segnato Fabio Rodriguez, non l'ha vista proprio partire, in questo caso Leofreddi, vanno in vantaggio gli ospiti, 0-1. Un attimo di indecisione anche su chi fosse l'autore della marcatura, proprio perché ha fintato di andare alla conclusione Vignoli, ci ha pensato poi Fabio Rodriguez, palla che è passata tra le gambe della barriera e ha battuto un Leofreddi forse mal piazzato, ma che comunque non l'ha vista partire perché è rimasto davvero di sale sulla conclusione, comunque secca, ben portata, potente da parte del numero 11. Serve ora una reazione subitanea per quanto riguarda i padroni di casa colpiti all'altezza del terzo minuto di gioco effettivo da un Imola Calcio a 5, decisa più che mai a centrare l'obiettivo playoff. L'autore del gol Fabio Rodriguez fa passare un altro pallone che Leofreddi carpisce e poi offre lungo, c'è lo stop di Felipe Arteiro che è però difettoso, aveva commesso lui il fallo che ha scaturito poi la punizione che per ora ha cambiato il parziale. Marzio Borges, pressione di Felipe Arteiro, forse un altro tocco con il braccio, si accontenta però Igor Vignoli, il capitano dell'Imola, del fallo laterale di Hilton da Costa. Sale Rissato Junior, va da Hilton da Costa, bene in lungolinea, occasione d'oro dal fondo per Fabio Rodriguez. Non la sfrutta, si resta 1-0 Imola Calcio a 5 in questa 15ª giornata di Serie A. Mentasti avrebbe un miglior posizionamento dei suoi, è costretto a scalare indietro Marceligno. Chiama all'arrembaggio Rodrigo Emer, era rimasto invece in zona Mentasti. Arteiro per Marceligno,
ancora Marcelinho, è il secondo miglior marcatore della Serie A, naturalmente il migliore del Futsal Isola con 16 reti segnate. Arteiro prova ad andarsene il rasoterra e però facile preda di Rissato Junior, che ha già fatto partire da Hilton da Costa. Attenzione che è un po' aperta in difesa la squadra di Angelini, contrasto molto energico da parte di Rodrigo Emer, che va a dire anche qualcosa all'avversario. L'arbitro lo allontana, è semplice rimessa laterale per gli ospiti. La rimessa laterale, anzi, è per il Futsal Isola, padrona di casa, qui al Palatulib. Siamo giunti al quarto minuto e 4 secondi di tempo effettivo giocato. È in vantaggio la squadra di Vanni Pedrini per 1-0 in casa di quella allenata da Gianfranco Angelini, che da un paio d'azioni prova a prendere le misure per attaccare in maniera convincente, anche se qui va ad impegnarsi per tenerla in campo. Non ci riesce in questo caso Gustavo Arribas, capitano del Futsal Isola. Un inizio abbastanza in sordina dal punto di vista offensivo per i ragazzi di Angelini, che per ora non hanno creato pericoli fondamentali alla porta dell'Imola calcio a 5. De Hilton da Costa, quasi tutte le azioni di questo avvio partono da lui. L'appoggio ad un compagno, ancora De Hilton da Costa, raccoglie un buon 1-2, la palla ce l'ha ancora lui, va da Mauro Castagna, poi Vignoli a sinistra, buona la ragnatela di passaggi dell'Imola, che poi conquista calcio di punizione da buona posizione. Sono Marcelinho e capitano Arribas a protestare in questa occasione. Vediamo cosa avrà studiato Vanni Pedrini per la battuta di questo calcio di punizione. Vignoli confabula con un compagno, piazza la barriera Leo Freddi, arriva il fischio, la rincorsa, l'appoggio, Vignoli è un 1-2 ed è perfetto lo schema dell'Imola calcio a 5, che con 2 calci di punizione fa 0-2 prima del quinto minuto. La rete è stata segnata da Rever Cortés. Time out naturalmente viene chiamato dalla panchina di Angelini, ne approfittiamo per una piccola pausa. Quasi tutto pronto alla ripresa delle ostilità, vi parliamo dal Palatulib. Questa è la 15ª giornata di Serie A, in vantaggio l'Imola calcio a 5 per 2-0 sul campo del Futsal Isola. Imola calcio a 5 che ha vinto solo uno degli ultimi 5 incontri disputati, e ora con lo doppio vantaggio in virtù di 2 calci di punizione ben trasformati, il primo da Fabio Rodriguez con complicità di Leo Freddi, nel secondo c'è voluto tutta la freddezza di Rever Cortés, la 9ª marcatura stagionale. Marcelinho va a lungolinea, Marcelinho e va giù Arribas, grandi proteste qui da parte del Futsal Isola e del suo pubblico, anche però abbastanza ammutolito, dobbiamo dirlo, dal grande avvio della squadra avversaria. Mentasti, il nazionale azzurro, porta avanti il pallone. C'è Marcelinho che lo attende sulla banda sinistra per poi giocare a destra e ricevere il passaggio di ritorno. Marcelinho non può complicarsi la vita, infatti poi sbatte su un avversario, ma stavolta il calcio di punizione è concesso. Arribas e Rever Cortés vanno però per le maniere forti e arriva un giallo per tutti e due. Connazionali Gustavo Arribas e Rever Cortés non se ne sono di certo mandati a dire. Non sembrava nettissimo il fallo subito da Marcelinho, ma l'arbitro era molto più vicino a noi, rispetto alla dinamica dell'azione. Se n'era comunque andato in mezzo a 2. Il numero 19, miglior marcatore della sua squadra, dicevamo, con 16 reti segnate, anche se non hanno portato moltissimi punti, almeno negli ultimi 5 incontri. Sono solo i punti messi in cascina da quelli di Angelini. Mentasti su Marcelinho che rischia ancora sulla pressione di Rever Cortés. Fallo laterale. 5:41 giocati. Prova il Futsal Isola.
non passa, però attenzione all'azione che può proseguire. In un secondo momento riesce a ripossessarsi del pallone zoppo, che poi viene sbalzato dal terreno, l'arbitro non fischia fallo. L'autore del gol del 2-0 ha rimesso poi la fallo laterale il pallone, e Fabio Rodriguez, quello che ha segnato lo 0-1, ma ancora da Reder Cortés. Fuori il possesso di Marzio Borges, poi a destra la puntata sull'incrocio dei pali. Marcelinho. Mentasti. Di nuovo Marcelinho. Prova ad investire un'azione o qualcosa che gli assomigli il futsalisola. Non è facile perché pressano alti quelli dell'Imola, che qui però fatalmente vanno a commettere fallo su Zoppo. È normale che andando spesso in pressione molto alta si rischi, soprattutto con giocatori capaci di spostare la palla a questa velocità, di far fallo. Marcelinho nel frattempo, la respinta è corta, prova a tenerla lì e poi va giù Marzio Borges, l'arbitro non fischia, il destro di Zoppo, ancora azione con Luzza, palla in fallo laterale, ma proteste furenti dei padroni di casa qui. È andato giù Marzio Borges, scusate, aggredito da dietro da Rissato Junior. Azione ancora di Mentasti, la palla che passa, era andato giù, scusate, Capitan Gustavo Arribas. Era andato giù, scusate, Capitan Gustavo Arribas in area di rigore, episodio da rivedere. Reder Cortés. Passa sotto la nostra postazione per poi andare di nuovo in diagonale. Palla che torna, Reder Cortés, sempre molto sicuro sul da farsi, gioca praticamente sempre di prima o a due tocchi. Col sinistro sbatte contro Marcelinho. Reder Cortés. Ancora lui. Sfida Marcelinho, lo lascia lì e poi parte il sinistro che non va lontanissimo dal palo alla sinistra di Leo Freddi. Doppio cambio, entrano Rodrigo e Emer. E un giocatore che va a posizionarsi nella posizione di pivot. Chiama ora palla a Marcelinho che cambia il fronte d'attacco. Emer cerca la sovrapposizione sulla banda sinistra per portare via l'uomo. Allora Zoppo ancora da Marcelinho. Bene, tiene palla, danza sul suo mancino, poi serve la chiusura di due uomini per fermarlo. Casas Rodriguez, l'altro ingresso dalla panchina di Angelini. Battuta dentro, prova proprio lui a girarla verso la porta. Casas Rodriguez, la palla finisce però fuori. Rimessa di Rissato Junior. Jelavic, banda sinistra. Si torna da Deilton da Costa, che scambia con un compagno. Casas rimane lontano. Allora Jelavic. Occhio alla buona combinazione sulla banda sinistra dell'Imola che va, almeno fino all'intervento, falloso da parte di Rodrigo Emer. C'è anche cartellino giallo per il numero 30 di Angelini. Esce Marcelinho nel frattempo, dentro Martin Diaz. Pignoli dà indicazioni a Reder Cortés.
curiosa questa situazione perché è stato chiamato time out prima del calcio di punizione, proprio dalla panchina dell'Imola. Andiamo in pausa. Si riprenderà con un calcio di punizione da battere per l'Imola, calcio a 5 nella 15ª giornata di Serie A. Palla Tulip, i ragazzi di Vanni Pedrini sono avanti per il 2-0, il secondo gol l'ha segnato proprio il giocatore sul punto di battuta, vale a dire Rever Cortés. Parte la sua rincorsa, appoggio, schema che non si conclude andando a destra dove Jelavic non può arrivare. Mentasti. Serve una reazione di carattere ai padroni di casa che devono cercare in ogni modo di riaprire una gara fondamentale per il loro percorso verso una salvezza difficile ma possibile. Mentasti. Il pallone scorre bene verso Casas, scusate, fallo laterale. Vignoli. Deilton da Costa, ancora Vignoli. Jelavic scambia con Deilton. Vignoli fa proseguire, sempre Deilton, uomo ovunque, appoggia sempre di prima al compagno più vicino, da soluzioni semplici di gioco ai suoi. Jelavic, Fabio Rodriguez, Jelavic il velo che è un passaggio per Deilton, ci deve mettere le mani Leo Freddi. Siamo giunti quasi alla metà della prima frazione, sempre 2-0 per l'Imola, calcio a 5, 2 reti segnate nei primi 5 minuti, una da Fabio Rodriguez che qui tira invece malissimo, l'altra da Rever Cortés che sale quindi a 9 marcature come già ricordato in precedenza, 47 gol fatti, aggiorniamo la statistica per quanto riguarda l'Imola in totale in stagione, differenza reti che dice ora meno 5 perché sono invece 52 quelli subiti, 37 gol fatti e 63 subiti, quindi differenza reti a meno 26 per il Futsalisola che fatica un po' a reagire anche se qui riesce ad appoggiarsi su Casas con la suola il tacco all'indietro. Akaimo naturalmente non può arrivare anche se si impegna tenendo in campo quest'altro pallone, anzi no, lo allunga fuori lamentandosi anche con un compagno. Deilton da Costa ha raccolto l'invito da fallo laterale di Vignoli. Vignoli sulla banda mancina, c'è Rever Cortés, ha di fronte a sé già ammonito Rodrigo Emer, va qui a destra, si sale ancora in verticale. Fabio Rodriguez con un assist che non giunge a destinazione, solo per un'incomprensione con i compagni che lo attendevano fuori area, lo applaude comunque Vignoli. Non è ancora arrivata la reazione di quelli di Angelini e continua il vorticoso giro di cambi. Ora di nuovo dentro Felipe Arteiro, Mentasti, Rodrigo Emer, è tornato dentro dopo nemmeno un minuto Marceligno, Mentasti, ancora per lui, Marceligno, Felipe Arteiro, portiere di movimento dentro, Mentasti, Arteiro in verticale, la tiene Rodrigo Emer, ecco la possibile superiorità numerica, ora col portiere di movimento, Felipe Arteiro, torna da Rodrigo Emer, col mancino da quest'altra parte pesca naturalmente Mentasti, prosegue il ragionamento, il giro palla di quelli di Angelini con attenzione Mentasti che va a sbagliare Rever Cortés, uno dei suoi gol più facili, è il 10° in stagione ma è soprattutto il 3-0 di Imola. La soluzione del portiere di movimento tentata da Angelini, il brutto errore di Mentasti in appoggio sulla propria sinistra, è andato a regalare palla ad uno che naturalmente non si è assolutamente fatto pregare. Rodrigo Emer prova a scaldare gli animi dei compagni che sembrano però quanto mai freddi per ora. Felipe Arteiro gliel'ha data Mentasti, Rodrigo Emer, Mentasti ancora dal numero 30, ben piazzata l'Imola, attende che il Futsalisola tenti l'affondo. Felipe Arteiro, Mentasti,
Rodrigo Emer, naturalmente sempre portiere di movimento dentro per Angelini, Felipe Arteiro. Altro errore di grammatica, non sembrano proprio entrati in campo quelli di Angelini. Il primo tempo ha giocato male anche con errori di grammatica, con appoggi facili, sbagliati da giocatori che ci hanno invece abituato a tutt'altra cifra tecnica. In tante gare perse di misura, per esempio le ultime, anche contro formazioni, togliendo il Pescara, che sono molto più in alto in classifica. Col Pescara la gara è stata persa per 4 reti, appunto, e 6-2. Altri risultati hanno trattato di equilibrio anche nel comunicato stampa dell'Imola Calcio 5. Vanni Petrini proprio questo sottolineava, evidenziando le difficoltà di una sfida che per ora invece è molto più in discesa di quanto l'Imola si aspettasse. Mentasti, Felipe Arteiro, Marcelinho, ancora Felipe Arteiro, torna da Marcelinho, a destra Mentasti, finta il tiro, là da dentro il primo intervento di Rissato Junior. Marcelinho ancora, ora più convinti e cercano anche la via della conclusione i ragazzi in maglia nera. Mentasti che ha da farsi perdonare un brutto errore che ha spalancato la porta per il 3-0 di Rever Cortés. Marcelinho, Felipe Arteiro, suola e poi destro, parata, torna sul pallone Felipe Arteiro, contrasto, l'arbitro vede gioco pericoloso, calcio di punizione. Rimane a terra Vignoli, c'è molto nervosismo in campo su qualche decisione dell'arbitro, almeno rivedibile dalla nostra postazione, anche se lo diciamo sempre, sono più vicini di noi allo svolgimento dell'azione, per quello più capaci di prendere la giusta decisione. È rimasto a terra Vignoli, il capitano dell'Imola Calcio 5. Fabinho, Rever Cortés e Borges erano i 3 giocatori a quota 8 prima di questa rete. Rever Cortés diventa il miglior marcatore dell'Imola Calcio 5 staccando i 2 compagni. È rimasto a terra Vignoli. Naturalmente si gioca col tempo effettivo, ma le proteste che vedete a centrocampo da parte del Futsal Isola sono perché questa pausa finisce per spezzare un ritmo che quelli di Angelini erano riusciti faticosamente ad alzare. De Hilton da Costa. Le grida che sentite dal pubblico sono probabilmente riferite al comunicato stampa dell'Imola Calcio 5, dove si protestava, attenzione, nel frattempo il pallone recuperato a porta vuota, si protestava contro la direzione di gara nel match perso per 4-0 contro l'Acqua e Sapone. Rever Cortés, rimane in pressione alta Felipe Arteiro, va ad aggredire anche Rodrigo Emer, ma c'è spazio sulla banda mancina. Angelini comanda di salire, Felipe Arteiro lo ascolta, ma il fallo laterale è sempre per l'Imola. De Hilton da Costa ha giocato in verticale, poi palla fuori a Rever Cortés, va da Castagna, rischia Castagna, infatti il pallone va fuori, funziona il pressing del Futsal Isola, di nuovo dentro, portiere di movimento, c'è una gara da riaprire, c'è una lotta a salvezza da tenere accesa, lo sanno i padroni di casa che qui tentano con Rodrigo Emer, uno dei 3 ammoniti per ora in una sfida abbastanza nervosa. Felipe Arteiro, va da zoppo poi la palla, del portiere di movimento Mentasti non passa. Rimessa laterale, Mentasti da Felipe Arteiro, Rodrigo Emer, ancora Felipe Arteiro, Zoppo torna dal 17, vede il movimento sulla destra del compagno Rodrigo Emer e lo serve, scambio ancora tra i due, il 30 va Mancino da Arteiro che gli restituisce, ancora Emer, Arteiro, Zoppo,
finito dialogo tra i ragazzi in maglia nera, non trovano proprio il pertugio giusto. Buone le scalate dell'Imola, anche se Mentasti è solo, chiamano un tocco col braccio stavolta, l'arbitro lo vede e sarà calcio di rigore. Cartellino giallo per l'autore del gol dell'1-0, Fabio Rodriguez. Pallone pesante, se ne incarica naturalmente Marceligno. Cambio in porta per l'Imola, calcio a 5, prima del tentativo di trasformazione di Marceligno, che parte ora. Marceligno contro la traversa, la bomba mancina del 19. E svanisce ottima occasione per il Futsal Isola, avrebbe riaperto il conto, 1-3 sarebbe stato il punteggio, mancano 5:40 al termine, è stato di nuovo invertito il portiere, la bomba di Marceligno si è stampata sulla traversa a portiere, diciamolo, totalmente battuto, e ci si mette anche un pizzico di sfortuna per il Futsal Isola, più un rimpallo, sarà calcio d'angolo. Palla fuori, occhio Rever Cortés, era buona l'idea di un filtrante troppo potente però, Marceligno, si appoggia a Zoppo, Rodrigo Emer, Marceligno, la lascia lì, ma ancora interviene benissimo da dietro Zoppo che va a offrire, sempre a Marceligno, il pallone di ritorno a ritroso è sbagliato, gioca col portiere di movimento il Futsal Isola, è rimasto Felipe Arteiro a proteggere la porta sguarnita, ma c'è un grande ritorno di Mentasti, eccolo il Futsal Isola che ci aspettavamo, forse dalle prime battute, contrasti energici, non fallosi, dove si usa il corpo ma anche la testa per dire agli avversari che questa gara non è chiusa. Rodrigo Emer, Felipe Arteiro, sempre ben piazzati quelli dell'Imola, indicazioni continue da parte di Vanni Pedrini, Zoppo calcia contro un avversario, Rever Cortés, fallo laterale. Allontanato dal campo nel frattempo un dirigente del Futsal Isola che scavalca e si va a sedere tra il pubblico. Marceligno, Rodrigo Emer, Felipe Arteiro, ancora da Rodrigo Emer, si va da Zoppo, Marceligno, Emer, con un'azione prolungata e con un tiro poi improvviso di Mentasti sul braccio di un avversario, ha trovato l'occasione più importante della sua gara il Futsal Isola. Altra occasione, qui prova a crearla Rodrigo Emer, non ci riesce perché il tiro è sbagliato, sbatte contro un avversario, comunque fallo laterale. 4:21 al termine della prima frazione, è avanti 3-0, l'Imola calcio a 5 di Vanni Pedrini. Felipe Arteiro, sempre lui, Rodrigo Emer, scala indietro Mentasti, o almeno prova a farlo, Felipe Arteiro, quindi ecco qui sotto Zoppo, Mentasti che si allunga e torna da Zoppo, ancora una volta, Rodrigo Emer, c'è Zoppo lì dietro, è servito, bene per Marceligno, occhio Rodrigo Emer, e poi il destro, alto e di molto da parte di Felipe Arteiro. Rizzato Junior, lunghissimo il rilancio, Leofreddi la tiene sul tentativo volante di Fabio Rodriguez. Marceligno, dalla banda destra indietro, a ricominciare e a ragionare, da Rodrigo Emer. Cerchio di centrocampo, accompagnato da Felipe Arteiro. Sulla destra, come al solito parte da lì, Marceligno, Zoppo, Mentasti, deviazione, ci ha provato Marceligno, l'azione non è finita, poi il destro da fuori. Da parte di Felipe Arteiro da qualche minuto, un Futsal Isola molto più deciso all'attacco. Zoppo, Marceligno, di nuovo Zoppo, Rodrigo Emer dal numero 11, Felipe Arteiro, punta su questo quintetto Angelini, forse fino alla fine della prima frazione, è un po' che non
opera la girandola di cambi che aveva caratterizzato i primi minuti. Zoppo Mentasti contro un avversario, Rever Cortés, che esulta per l'intervento difensivo ben portato. Mentasti, Felipe Arteiro da Marcelinho, Arteiro, Zoppo, Marcelinho stavolta spazio, poi lo chiudono quasi sempre in due, quindi Felipe Arteiro incespica sul pallone, va a sbagliare il passaggio mettendo in gran difficoltà Zoppo, che si arrabbia, scaglia fuori, a fallo laterale per l'Imola, che torna a respirare e ad alzare il baricentro dopo un paio di minuti in cui il Futsal Isola col portiere di movimento l'aveva, se non messa le corde, comunque almeno costretta sulla difensiva. Qui la palla rimane dentro anche con un pizzico di fortuna dopo il miracolo di Leofreddi e il gol del 4-0. Calano il poker gli ospiti. Marcio Borges è lui l'autore del gol del 4-0. Pesante per ora il passivo, anche difficile da invertire per quanto riguarda il Futsal Isola, sotto di 4 reti. Marcelinho che prova a dare indicazioni ai suoi compagni che non lo seguono un granché. Oggi allora prova da solo in 2 tempi Rissato Junior. Mentasti rimane lì e fa fallo in gioco pericoloso. Torna tra i pali Leofreddi. Imbastisce una nuova azione l'Imola calcio a 5, Vignoli, Emer e Zoppo che riesce a giocarla fuori. Rissato Junior, lungo rilancio, Leofreddi col pugno sopra la testa di Castagna, subito fallo. Esce Leofreddi, dentro di nuovo Mentasti, portiere di movimento. Rodrigo Emer, 4 falli ciascuna, meno di 2 minuti al termine della prima frazione, con Zoppo che va da Felipe Arteiro. Rodrigo Emer attende in zona. Uomo più avanzato per l'Imola è Rever Cortés. Scusate, è Castagna. Zoppo, banda mancina, Mentasti torna dietro da Arteiro, Marcelinho riesce a far passare, stavolta riceve palla di ritorno, ma ancora da Felipe Arteiro, difficoltoso il controllo. Zoppo invece è sempre molto preciso. Rodrigo Emer, Felipe Arteiro, Zoppo lungo da Mentasti, ne ha sempre 2 contro, difende alla grande, l'Imola calcio a 5, anche qui riparte in contropiede, rimessa dal fondo, non riparte in contropiede, era un semplice rinvio. Mentasti, portiere di movimento, va da Rodrigo Emer, Felipe Arteiro, Zoppo, si è abbassato Marcelinho, rimane su Mentasti, ma pressano e fanno bene quelli dell'Imola, poi forse con un fallo, c'è la regola del vantaggio, attenzione a Mentasti, è buona la parata di Rissato Junior stavolta. Una delle poche occasioni nitide create dal Futsal Isola, questo tiro di punta di Mentasti. Rodrigo Emer, Arteiro, Marcelinho. Non è stato dato fallo cumulativo comunque, a 36 secondi dal termine. Prova Zoppo da Marcelinho, non allunga bene, la porta è vuota, c'è il tiro e la palla è sull'esterno della rete. Grande occasione per Marcio Borges. Mentasti, Zoppo, il lascia passare non è buono in verticale. Allora 25 secondi dal termine, può chiudere addirittura in attacco l'Imola calcio a 5. Palla data da Hilton da Costa, gran primo tempo il suo, di sostanza. Da ancora un compagno, 1-2 che si chiude, De Hilton, Mentasti sul suo palo, non può
intervenire da portiere di movimento, entra il pallone del 5-0 dell'Imola, che forse la chiude già nel primo tempo. Vanni Pedrini vuole che la testa della sua squadra rimanga assolutamente focalizzata sul campo per gli 8 secondi in questo istante che ci dividono dal termine della prima frazione. 4 secondi, deve provare ad andare al tiro il Futsal Isola, va da Rodrigo Emer, scade ora il tempo della prima frazione. È un tiro alto di un primo tempo che ha detto a chiarissime lettere che la differenza di classifica tra Imola Calcio a 5 e Futsal Isola è ben motivata da quel che abbiamo visto in campo, da quello che c'è stato nel campionato a ritroso. Sarà un Everest da scalare per quelli di Angelini, ma non è finita qui la 15ª di Serie A. Ci risentiamo per la ripresa. Tutto pronto alla ripresa delle ostilità. Parliamo dalla Palatoivo, dove è in corso la 15ª giornata di Serie A, quella in cui il Futsal Isola ospita l'Imola Calcio a 5 in una gara che sembra già pesantemente indirizzata nel punteggio. Lo vedete dal tabellone sopra, il punto di battuta dal quale Zoppo e Marceligno stanno per dare l'avvio alla ripresa. Gli ospiti sono avanti di ben 5 reti al termine di un primo tempo a senso unico, dove quelli di Angelini non hanno saputo reagire alle 2 reti subite nei primi minuti da Fabio Rodriguez e Rever Cortés. Prima appunto c'era stato qualche abbozzo di buone azioni, almeno di un approccio interessante a una gara che è importante in ottica salvezza. Subite le 2 reti, c'è stato un attimo di scollamento dato anche da un errore brutto di Mentasti, da portiere di movimento, che ha regalato palla a porta vuota a Rever Cortés. Di lì poi hanno dilagato gli ospiti di Vanni Pedrini, che qui difendono ancora bene con Zoppo, costretto a tornare da Marceligno. Vediamo se il piglio dei padroni di casa sarà almeno un avvio diverso per dare un senso a questo secondo tempo. Marceligno calcia, avrebbe una seconda chance, mette il corpo, attenzione a Castagna, la porta era vuota ma Marceligno la riconquista, prova lui da condottiero dei suoi, il miglior marcatore, ma c'è Rissato Junior che addirittura dribbla gli attaccanti. Poi Castagna prende posizione, ma l'intervento di Felipe Arteiro è regolare, sbagliato poi il passaggio. Allora attenzione al destro di Marzio Borges, che è andato già a segno nel primo tempo, respinto il pallone, il portiere di movimento lo fa ora Rodrigo Emer. Non si era comportato alla grandissima Mentasti, in generale per lui una serata così e così, ma c'è ancora tempo. Zoppo, Marceligno a sinistra da Felipe Arteiro, quindi ancora Marceligno, di fronte a sé Castagna che lo controlla, quindi Arteiro va da Zoppo, controllo e tiro, intercettato, poi Arteiro, Marceligno, buono l'assist e Marceligno va a raccogliere il finale di un'azione degli stesso cominciata. È 1-5, la carica del miglior marcatore, 17 in stagione, 1-5. Voluta, cercata questa azione a più battute, anche con 2 ottimi recuperi da parte di Felipe Arteiro. Marceligno è stato bravissimo a servire in un fazzoletto lì sulla banda sinistra un compagno, che è poi scodellato laddove il numero 19, 17° gol in Serie A quest'anno per lui, è andato a schiacciare in porta la rete che potrebbe moralmente riaprire la gara. Zoppo da Marceligno, corre Rodrigo Emer sulla banda destra ma si torna da Felipe Arteiro. Zoppo, Arteiro ancora dal numero 11, finta un passaggio in verticale, poi va da Mentasti. Rodrigo Emer, Emer ancora, Marceligno da Emer, l'autore del gol dell'1-5 Marceligno, da Zoppo, converge bene, poi il sinistro di Marceligno, Vignoli vicino a un clamoroso autogol. Poi Zoppo, Rodrigo Emer, il pallone non è uscito, allora Arteiro, di nuovo Zoppo, se ne va bene, incuneandosi da dietro Castagna, c'è calcio di punizione. La
l'arbitro chiede celermente di alzarsi. A Marzio Borges viene richiesto il cartellino giallo nel frattempo. Un fallo a testa dalla panchina, dicevamo, del Futsalisola, richiesta l'ammonizione. Vanni Pedrini calma i suoi, cerca di tenere basse le palpitazioni di una sfida che ha ricominciato però a batter forte. 2 in barriera, Marsiligno proprio contro un coraggioso muro, si riparte da dietro con Leo Freddi, sta per lasciare il posto sicuramente a un compagno. Marsiligno interviene, De Hilton da Costa ancora con un fallo. Rimane a terra Marsiligno, è stato duro l'intervento di De Hilton. Nessun arbitro si avvicina a Marsiligno con una bruttissima torsione del ginocchio. Speriamo non sia nulla di grave per il giocatore che stava letteralmente prendendo per mano e trascinando la sua squadra verso una rimonta forse insperata, nella quale quelli di Angelini hanno il dovere di credere. Sembra essersi ripreso con un po' di spray magico Marsiligno, e chissà che sia egli stesso ad andare a battere questo calcio di punizione. Sembra invece ad appannaggio di Felipe Arteiro. Ancora claudicante, Marsiligno riguadagna comunque la sua posizione all'interno del campo. C'è Castagna come unico uomo in barriera, il muro voluto da Rissato Junior. Il pubblico applaude l'uscita dal campo di Marsiligno. Ancora qualche cura per lui. Nel frattempo, Capitan Gustavo Arribas. Mentasti prova a prendere nel frattempo posizione in area di rigore. De Hilton da Costa a prendersela con Mentasti, che risponde al fuoco nemico. Emer va a dibattere con l'avversario, probabilmente parlanti lo stesso idioma i due. Vignoli chiede spiegazioni scusate. Marsiligno nel frattempo si è fatto curare. Lui o Felipe Arteiro? Sapremo dirvelo a breve. Intesa con gli sguardi tra Marsiligno, non lo vedete fuori dall'inquadratura, Felipe Arteiro nel cerchio di centrocampo, il mancino del 19. Spinta di Mentasti nel frattempo a Vignoli, giallo per Mentasti. È un paio di minuti che siamo fermi ad attendere che si batta questo calcio di punizione. Marsiligno nel frattempo è rientrato di nuovo in panchina. Gustavo Arribas al posto suo. Parte Felipe Arteiro, gran botta contro Mentasti, però infatti sarà fallo laterale per l'Imola Calcio a 5. Un paio di minuti persi per battere questo calcio di punizione. Ed alla fine è una soluzione anche abbastanza sfortunata. Lo seguono le schermaglie, le vedete nell'inquadratura tra Zoppo e Rodrigo Emer. È normale che salga anche il tenore fisico ed agonistico di una gara che vede una posta in palio molto alta per entrambe le compagini, con Mentasti che prova, sbattendo contro Igor Vignoli. Di nuovo Mentasti, Zoppo, qui a destra Rodrigo Emer, sale al piccolo trotto Rodrigo Emer e trova dietro di sé il rientrante Marsiligno. Sul destro che non è il suo piede, e c'è la deviazione di un avversario, e senza portiere il Futsalisola che ripartirà con una rimessa laterale. Ne mancano 16:46 al termine, vale a dire ne sono stati giocati 3:14 di tempo effettivo. E il Futsalisola è almeno riuscita nella missione di riaprire la gara col gol di Marsiligno. Sempre 1-5 al Palatuib. Zoppo, Emer, ancora Zoppo, quasi sempre in campo il numero 11 di Angelini, non vuole davvero privarsene. Giocatore duttilissimo all'interno di questa gara, il capitano Gustavo Arribas.
la tiene con la suola, usa il fisico, lo accerchiano, quindi torna da Marcelinho, ultimo uomo, quindi Zoppo. Scivolata l'azione sulla banda sinistra, si va a destra da Rodrigo Emer che calcia Castagna e poi Vignoli, con gran coraggio Castagna. Zoppo ancora, Mentasti col piattone ad aprire da Rodrigo Emer, palla che passa verso Marcelinho con la suola, quindi Mentasti non riesce ad andare e c'è stata una deviazione, calcio d'angolo Futsalisola, sempre col portiere di movimento, c'è Gustavo Arribas che ha lasciato posto ad Arteiro quando Marcelinho calcia, respinto il pallone da un avversario, poi il rinvio, ma è tutto un altro Futsalisola. ...38 anni e non sentirli per Marcelinho, buona prestazione la sua, anche forse in tono minore rispetto a quelle a cui comunque ha abituato Angelini. In questa stagione è giunta la quarta di ritorno. Zoppo da Marcelinho, quindi Zoppo in verticale, Mentasti da Marcelinho, eccolo, l'avevamo detto, aveva deciso di riaprire la gara, se l'è caricato sulle spalle e per ora fa 2-5. Tutto un altro Futsalisola, è una squadra che in maniera diversa riesce ad appoggiarsi come nel primo tempo, ma con risultati differenti. Il suo giocatore più rappresentativo, il brasiliano Marcelinho. Guarda il cronometro, sa che manca più di un quarto d'ora al termine nel futsal, un'eternità, la squadra d'Angelini dura a morire. Imola calcio a 5 lo sapeva, l'aveva detto anche nel comunicato stampa durante la settimana Vanni Pedrini. Era la voglia di non sprofondare quella che i romagnoli avrebbero dovuto ottenere da una squadra che comunque non era entrata molto bene nella gara. 5-0 fine primo tempo. Ora Felipe Arteiro a forzare la giocata. Rissato Junior, il fallo di Zoppo, l'arbitro si avvicina e c'è cartellino giallo. È andato anche a rimbrottare qualcosa a Marzio Borges, che si stava rotolando sul parquet del Palatulib. C'è da dire che è stato sicuramente duro in ritardo, ma senza cattiveria, semplicemente quello che chiamiamo anche in altri sport un fallo tattico, quello di Zoppo. Naturalmente sacrosanto il cartellino giallo mostrato dal direttore di gara più lontano rispetto alla nostra postazione. Il resto della 15ª giornata che si completerà in questo weekend ha visto per ora il Caos Futsal pareggiare 3-3 contro la Ciolli Cogianco. Lazio Latina acqua e Sapone Luparense, sfida di vertice, terza contro seconda, scusate, rispettivamente. Poi Camedosson Napoli, una sfida che interessa da vicino il Futsalisola, e Real Rieti contro Pescara, le gare che completano il 15° turno di Serie A. Vignoli la lascia, Rever Cortés, lunga rincorsa, mazzata contro Marcelinho. Rissato Junior. In verticale non passa il pallone. Cambi ora grintosi, dobbiamo dirlo, di Angelini, che non vuole assolutamente perdere tempo. C'è un fallo laterale da battere per i suoi colori, quelli del Futsalisola. Sotto la nostra postazione, banda laterale destra, se ne occupa Marcelinho, la palla è per Felipe Arteiro, ancora Marcelinho, Felipe Arteiro, Zoppo, Felipe Arteiro da Zoppo, si muove dentro Rodrigo Emer, vediamo se riesce ad allungarsi sulla banda destra, no, si va dall'altra parte, Zoppo cerca e trova, un Mentasti sempre chiuso, allora Zoppo da Felipe Arteiro, lungo il fondo, arriva un cross, dentro da parte di Rodrigo Emer, smorfia di disapprovazione, disappunto che deriva dal fatto che l'assist non è andato a buon fine, quindi Zoppo, Marcelinho, traccheggia sul pallone, poi va sul destro Marcelinho, tenta l'assist, la palla attraversa tutto il campo in orizzontale finendo fuori dall'altra parte dove Rever Cortés fa ripartire troppo celermente da Hilton da Costa, continua a gettar via palloni, un Imola calcio a 5 che non sta sicuramente replicando l'autorevole prestazione offerta in un primo tempo, conclusosi, ricordiamolo ancora una volta, 0-5. Marcelinho, da fuori Marcelinho, dialogare
ecco qui con Mentasti, poi Felipe Arteiro, Mentasti per Felipe Arteiro, è pressato, Rodrigo Emer torna tra i pali, Marcelinho sbatte contro De Hilton da Costa, Felipe Arteiro da Zoppo, Mentasti, gioca sempre lì all'angolo, Mentasti, Zoppo, Felipe Arteiro da Rodrigo Emer, chiama con gesti delle mani un posizionamento diverso dei compagni, Marcelinho poi, buona palla per Zoppo, non passa, Mentasti, prosegue l'attacco a testa bassa, premiato anche da qualche timido applauso del pubblico del Pala Tulip per il Futsal Isola con Marcelinho, tornata a Felipe Arteiro, c'è Rodrigo Emer qui sotto, Felipe Arteiro sbaglia l'ennesimo passaggio di una gara per ora così e così, Castagna non la tiene dentro, si combatte in maniera furiosa sotto la nostra postazione, ne esce infine fuori Zoppo, in possesso dopo un rimpallo, gli applausi, adesso sì, a premiare un Futsal Isola che ci sta provando con tutte le sue armi, Rodrigo Emer da Zoppo contro Rever Cortés, non la tiene dentro Zoppo, fallo laterale per l'Imola calcio a 5, torna velocemente Leo Freddi tra i suoi pali, c'è come pivot Castagna lì davanti a fare da riferimento offensivo per un'Imola che per ora non ha prodotto pericoli, ma che tante volte ha visto la porta avversaria sguarnita dall'utilizzo del portiere di movimento. Occhio all'1-2, De Hilton da Costa, finta di corpo e traversa di De Hilton da Costa, che giocata! E poi c'è il fallo fischiato a Castagna, avrebbe chiuso la gara, anche perché avrebbe inferto un colpo ferale al morale di un Futsal Isola che faticosamente ma con tanta voglia sta tentando in ogni modo di rientrare in questa gara. La bordata di De Hilton stava per buttare giù nel precipizio le ambizioni dei ragazzi in maglia nera, che invece ricominciano a macinare gioco. Marcelinho contro Castagna, palla nel pubblico, fallo laterale, è Mentasti che se ne occupa. 12:32 al termine, diciamolo, un'eternità. Felipe Arteiro, Rodrigo Emer si dimentica ancora del pallone, quasi lo fa uscire, è costretto ad andare da Arteiro, hanno perso tempi di gioco, quindi quelli di Imola sono andati a salire prepotentemente, ma Arteiro si rifà andando da Marcelinho, l'andatura solita, poi Zoppo costretto al tiro in porta da uno stop così e così, sarà, vediamo cosa indica l'arbitro, crediamo fallo laterale, sì c'è fallo laterale, vuole più qualità, l'ha gridato in maniera non molto acuta ma chiaramente invincibile Angelini. Marcelinho da Rodrigo Emer, Felipe Arteiro, Marcelinho prova a venire dentro al campo, Zoppo non passa su Mentasti, fallo laterale. È un'azione sempre molto simile, sembrano averla letta bene quelli di Imola, vediamo se c'è variazione sul tema. Lo spartito rimane sempre quello, col Futsal Isola che attacca a testa bassa ma con continui passaggi in orizzontale, non si trova davvero spazio, almeno fino al destro di Marcelinho, deviato, occhio a Rissato Junior, è spinto al momento del rinvio, Rever Cortés, straordinario, Rever Cortés, la sua esultanza, il gol del 6-2, ha scucchiaiato dalla linea del fallo laterale. Ci avevano messo tanta energia, tanta voglia quelli del Futsal Isola per riaprire la gara, che forse chiude di nuovo Rever Cortés. Siamo un 6-2 quando una piccola pausa ci viene concessa dal time out chiamato dalla formazione padrona di casa. Le indicazioni di Gianfranco Angelini, ma diciamolo anche di Marcelinho, che partecipava in maniera molto attiva alla messa a punto della tattica del suo mister. Dall'altra parte fa naturalmente la stessa cosa Vanni Pedrini per l'Imola calcio a 5, che ha poco fa visto l'11ª marcatura in stagione di un Rever Cortés davvero molto bravo a trovare con un pallonetto delizioso dal fondo la via del gol del 6-2. Occhio Zoppo che va da Felipe Arteiro, non ha assolutamente intenzione di tirare i remi in barca la formazione padrona di casa, con Mentasti che torna da Marcelinho. Rodrigo Emer, non c'è nessuno dietro a Marcelinho, è un brutto malinteso questo. Mentasti prova a tenere, lo fa bene perché guadagna anche fallo laterale col suo intervento. Zoppo, Felipe Arteiro, Marcelinho,
Zoppo ancora da Felipe Arteiro. Mentasti. Zoppo, c'è largo Rodrigo Emer, ma la palla non gli arriva perché è ottimo davvero il lavoro in copertura di Castagna. Fisico davvero imponente per Castagna, mezzi atletici assolutamente sopra la media. Felipe Arteiro. Ancora Arteiro. Marcelinho prova. Deviato il suo mancino. Thiago Arteiro. Marcelinho da Zoppo, lungolinea, poi Mentasti. Davvero molto male. Gioca naturalmente in una posizione dove la percentuale d'errore può essere pari a 0 perché sempre è costretto a giocare palloni di prima velocissimi. Qui nel frattempo Rissato Junior si è ingolosito e ha tentato la conclusione. La lucidità di Castagna, il possesso di Marcio Borges. Zoppo se ne rimpossessa, riesce ad andare da Marcelinho. Thiago, attenzione scusate, Felipe Arteiro, palla altissima. Chiama lo schema 3, Rissato Junior. Siamo giunti nel frattempo esattamente a metà nel corso della seconda frazione. 15ª giornata di Serie A, Futsal Isola per ora sotto in casa da Pala Turipe per 6-2 contro l'Imola Calcio 5, che nella prossima se la vedrà contro il Real Rieti. Speriamo invece che i ricordi facciano bene nella trasferta contro la Luparense. Per quanto riguarda il Futsal Isola, per ora la attuale seconda forza del campionato rappresenta l'unica squadra sconfitta per 2-1 qui tra le mura amiche. Per quanto riguarda quelli di Angelini, Arteiro, Marcelinho, lungolinea, Rodrigo Emer, ancora Marcelinho, con poco spazio allora Zoppo. Felipe Arteiro attende fuori. Zoppo, dialogo con Mentasti, ancora Felipe Arteiro, porta palla, la cede lì, allora Mentasti, rimangono abbastanza distanti dal contrasto quelli dell'Imola. Sono bravi a chiudere le linee di passaggio. Allora Marcelinho inventa un varco che Rodrigo Emer non riesce a sfruttare. Fallo laterale. Marcelinho. Zoppo. Buona la finta stavolta. Zoppo la protegge. La dà fuori da Felipe Arteiro. Spazio per il destro. Era un assist per Marcelinho. Buona idea. Solo calcio d'angolo. Chiusura di Dayton da Costa. Marcelinho da Arteiro, poi Zoppo. Non hanno lo scatto per sopravanzare avversari che comunque da lontano osservano l'evolversi dell'azione, quelli del Futsal Isola che hanno bisogno di uno strappo. Ci prova Mentasti che converge verso il centro, l'1-2 con Felipe Arteiro, non ne si chiude. 8:47 al termine, 6-2 per l'Imola. Marcelinho, Felipe Arteiro, Zoppo, Marcelinho, Rodrigo Emer, Felipe Arteiro, ancora da Emer. C'era spazio per Marcelinho, si va invece dall'altra parte. Emer la raccoglie in area di rigore, cade, prova poi da terra a giocarla, mischia furibonda. Zoppo, attenzione, non deve far fallo. Poi Felipe Arteiro con una spallata manda sotto la panchina Marcio Borges. Zoppo batte velocemente il fallo laterale. Dayton da Costa si arrabbia perché la palla Zoppo gliel'ha sradicata dalle braccia. C'è da ribattere, crediamo, il fallo laterale. Sì, si attende il ritorno del pallone. Ora coadiuvato da Felipe Arteiro. Marcelinho va proprio, naturalmente, da Felipe Arteiro che fa l'ultimo. Marcelinho, Felipe Arteiro, Zoppo, male, possono salire quelli di Imola. Arteiro deve rinviare, va in orizzontale da Zoppo che recupera velocemente in corsa dal proprio errore di grammatica, uno dei tanti commessi da quelli di Angelini che riescono ad andare, però qui in verticale Marcelinho l'allarga, Mentasti ce l'ha troppo dietro e fallisce il tiro per un gran recupero però di Vignoli. Mentasti, Zoppo,
se ne va Zoppo, poi cade a terra, ben contrastato da Marcio Borges, che va vicinissimo al gol del 7-2. È di nuovo a terra Marcio Borges, lo è andato a rialzare in maniera molto energica e scenica. Zoppo che a perdere oggi proprio non ci sta. Arteiro, Marcelinho, Mentasti, un po' in difficoltà, ma poi bene. Zoppo sull'assist di Arteiro, richiamato di nuovo in causa, quindi Marcelinho, sempre spalle alla porta del 19. Arteiro la nasconde, viene spinto, calcio di punizione. Appena entrato Maurizio Napoletano, il numero 5. Un fallo subito con le mani sul petto dell'avversario. L'arbitro l'ha redarguito pesantemente, anche se non ci sembrava alla fine così violento l'intervento. Zoppo da Felipe Arteiro. Marcelinho. Zoppo. Marcelinho. Non riesce perché Rodrigo Emer è tutto dentro l'area di rigore, lui lo cercava per un appoggio fuori. Rissato Junior, addirittura spazio per il portiere dell'Imola che sale quasi fino alla posizione di tiro. L'intervento da dietro, lo spingono forse, chiedono un calcio di punizione. La porta dell'Imola è vuota, non fanno in tempo a calciare quelli del Futsalisola. È tornato tra i pali, nel frattempo Rissato Junior, quindi Marcelinho. Zoppo, la palla dentro, Mentasti, Vignoli la salva in qualche modo, poi il rinvio ed è la rete del 7-2 direttamente sul salvataggio sulla linea, probabilmente la rete che chiude la gara. Marcelinho e Mentasti dall'azione del gol che avrebbe verosimilmente riaperto la gara. Volta velocemente però a quello che forse lo chiude, forse la chiude, scusate, perché siamo 7-2. Certo non è facile ora attaccare a testa bassa contro una formazione che può pungerti in qualsiasi istante. Mentasti deve forzare la giocata, è costretto. Va da Zoppo. Cambio di fronte su Felipe Arteiro, quindi Mentasti, di nuovo Felipe Arteiro, dentro il pallonetto di Marcelinho, battuto velocemente il fallo laterale. Mentasti torna da Arteiro. Mentasti, il nazionale azzurro dal suo numero 17, che calcia, gran parata di Rissato Junior in due tempi. Rissato Junior poi al rinvio, il gran parata da quest'altra parte di Emer che si fa anche male. E sarà calcio d'angolo per l'Imola Calcio a 5 col pallone che è stato ora riportato in auge da Zoppo. Si era andato a perdere nei meandri del piano inferiore, quello degli spogliatoi del Palaturid. Appoggio di Vignoli, può ripartire però il Futsalisola. Capitano Arribas, lotta contro tutti, c'è un giocatore che rimane a terra, c'è stato il fischio dell'arbitro. Arribas va a chiedere scusa. Rivas, Rever Cortés fa vedere qualcosa sotto la maglietta, Rever Cortés all'arbitro. Rivas torna in panchina, è stato assegnato un calcio di punizione al Futsalisola. Convulsa l'azione. Marcelinho fa cenno a Rodrigo Emer, ma la punizione viene invertita per perdita di tempo.
Rever Cortés contro Marcelinho, poi la finta la può raccogliere Rizzato Junior. 5:20 al termine, rinvio lungo, Gustavo Arribas molto bene con la testa, non possiamo dire la stessa cosa di Zoppo che incespica su un facile pallone. Vignoli ha giocato su Rever Cortés, Deilton da Costa direttamente via, lontanissimo. Gioca naturalmente col cronometro, gioca con la propria capacità di frapporsi alle azioni avversarie. L'Imola calcio 5 di Vanni Pedrini, che ha difeso davvero molto bene. Per tutto l'arco della gara eccezion fatta per l'inizio del secondo tempo, quando i ragazzi di Angelini hanno segnato 2 reti in rapida successione con Marcelinho. Sembravano capaci della situazione di 0-5 di ritornare dentro. Siamo ora 2-7. Anche se Rodrigo Emer si conquista un calcio d'angolo. Marcelinho, assist, Zoppo, prova a far passare col tacco, fuori c'è Arteiro, carica la botta Arteiro, Rizzato Junior, continua a provarci il Futsalisola. Zoppo, Marcelinho, Arteiro, Emer, di nuovo Arteiro, con spazio, chiuso poi da Rever Cortés, ottimo anche in difesa oggi. Arteiro, Marcelinho, quindi Zoppo, Mentasti ora fa il pivot. Arteiro, Marcelinho, scambio corto con Zoppo, si torna da Arteiro. Presidiano alla grandissima la propria metà campo quelli di Imola. Vignoli, gran capitano oggi, mette palla fuori. Arteiro, Marcelinho, finta, poi palla al 17, calcia scivolando, Deilton da Costa, bravo a deviare. Arteiro, Marcelinho, il piattone ancora da Arteiro, che calcia senza deviazione. Si arrabbia Angelini dalla panchina, svanisce in un'altra occasione e siamo 7-2 a 3:37 dal termine. Vede il traguardo l'Imola. Rizzato Junior rinvia verso Leofreddi, che in campo c'è stato davvero pochissimo oggi. Mentasti, non una delle sue migliori gare. Marcelinho se la sposta e tira, poi Mentasti che la mette fuori sulla pressione di Deilton Costa. Marcelinho, Arteiro, Rodrigo Emer, ancora Arteiro, lotta Castagna fino al fallo laterale per gli avversari, già battuto. Marcelinho, 3 minuti e 3 secondi al termine. Destro, secco, non di molto a lato rispetto al palo alla destra da Rizzato Junior. Mentasti qui fa una sciocchezza, va a tirare il pallone addosso al portiere avversario, secondo giallo e cartellino rosso. Ridotti anche in 4 ora quelli del Futsalisola. Poteva essere dicevamo, la gara per invertire la rotta delle ultime gare che trattano di 2 punti in 5 incontri. Non ha fatto molto meglio l'Imola calcio a 5 che ha 3 pareggi, ha seguito una vittoria e una sconfitta con molte polemiche nell'ultima per 4-0 contro l'Acqua e Sapone. Buono l'intervento qui di Leofreddi e poi non viene fischiato fallo a Marcelinho. I Bufaliti, anche se forse rassegnati al risultato che sta maturando qui alla Palatulid, i componenti della panchina del Futsalisola. Rever Cortés, Marcelinho lo va a spingere malamente via.
arrabbiato anche sicuramente per l'atteggiamento provocatorio in fase di dribbling da parte del più giovane avversario. Rever Cortés va da Marcio Borges. Rever Cortés, De Hilton è solo, Leo Freddi, ancora De Hilton, fuori, l'azione non è finita. Rever Cortés, doppia finta poi da terra, non riesce, allora Marcelinho se ne va, viene messo a terra, l'arbitro non fischia nemmeno in questo caso, va poi forse a far fallo Gustavo Arribas, palla giocata sulla banda destra, De Hilton da Costa, meno di 2 minuti al termine, sono 5 le reti da recuperare. Attendono forse solo il triplice fischio dell'arbitro, qui Marcelinho getta a terra De Hilton e prende un giallo anche lui. Battuto il pallone su Napoletano, altra azione dell'Imola calcio a 5 che stava entrando in area di rigore con Fabio Rodriguez, colui il quale ha marcato il gol che ha aperto le marcature. Dentro Gustavo Arribas ha anticipato, Marcelinho prova ad andarsene, scusate, era Rodrigo Emer, è tornato Leo Freddi tra i pali, c'è da non aggravare il passivo anche per un Futsal Isola colpito a freddo nel primo tempo e gara che di lì in poi è stata notevolmente indirizzata. Esce del sangue nel frattempo, Pilloni sta dicendo qualcosa al numero 6, Toni Jelavic perde sangue dal naso. Pilloni contro De Hilton da Costa. Attenzione, ed è cartellino rosso anche per Pilloni. Situazione che non andava aggravata sotto il profilo delle reti subite, ma a pensarci bene, nemmeno sotto quello disciplinare. Attende un po' per riprendere, nel frattempo viene medicato Toni Jelavic. Gustavo Arribas ha ancora qualcosa da dire alla panchina avversaria. 1:20 al termine, inizia a rivestirsi e ad appropinquarsi all'uscita. Il pubblico oggi è corso comunque in gran numero al Palatulino. Leo Freddi è tutta aperta, la difesa del Futsal Isola è il gol dell'8-2 di Fabio Rodriguez. Cartellino giallo per Leo Freddi che ha calciato il pallone contro l'avversario. Continua a giocare in 4 il Futsal Isola. Riguadagnata la parità numerica, si è fatto buttare fuori anche Pilloni. Emer, intervento fuori di Napoletano. Prova Emer, si chiude l'1-2, Emer arriva praticamente quasi dentro la porta senza calciare. Rissato Junior non è d'accordo con gli avversari che volevano forzarlo ad ammettere un calcio d'angolo. Fino alla fine l'Imola calcio a 5.
Castagna, gran palla in diagonale, deve uscire Leofreddi, deve lottare Arribas e fallo laterale per gli ospiti. 41 secondi. Castagna vuole far girare il pallone, napoletano da Marzio Borges che guarda il cronometro, la dà a Castagna. 25 secondi al termine, solo possesso palla, senza che il Futsalisola attacchi. Castagna, ultimi secondi, Marzio Borges, vediamo se tentano l'ultimo affondo. Napoletano, sono tutti fermi in campo. Castagna, la sirena ci dice che l'Imola calcio a 5 in virtù di un gran primo tempo viola il Palatolive vincendo 8-2 contro il Futsalisola. Prosegue la corsa verso i playoff. Di quelli di Vanni Pedrini dovranno sudare e tanto anche quelli di Angelini se vorranno centrare la salvezza in Serie A.